Allora, professor Crisanti, buongiorno, sono molto contenta di Buongiorno. averla qui oggi perché abbiamo tante perplessità e tanti dubbi. Peraltro mi dicono che lei si collega con noi da Londra, è così? Sì, sono venuto dopo 7 mesi qui a trovare mia moglie, quindi insomma Ah sono già, mi abbastanza ricordavo che contento. sua moglie stava in Inghilterra. Scusi Crisanti, ma mi dica una cosa, perché io da italiana stamattina ero molto felice. Questa cosa che abbiamo battuto l'Inghilterra 10-0 con Mattarella che ha risposto per le rime a Boris Johnson, lei come l'ha considerata? Fantastico, sono Anch'io, proprio contento. anch'io, va bene, a posto. Scusi, ma com'è la situazione a Londra, a suo parere? Guardi, è un disastro, qui nessuno usa la mascherina, nessun negozio implementa misure di sicurezza, posti affollati, e poi specialmente questi pub sono delle bombe innescate perché si affollano, poi le persone bevono e perdono anche un po' il controllo, quindi chiaramente sono una fonte incredibile di contagio. Ieri in Inghilterra ha fatto un balzo di quasi 2000 casi in un giorno, Quindi potremmo dire quindi che sono molto liberi, come dice Johnson, ma anche un po' sì, io direi che sono irresponsabili. molto irresponsabili. Esatto, va bene, ho capito. Allora, torniamo un attimo però a casa nostra, un momento, perché le voglio Sì. chiedere questa situazione sul calcio, no? Cioè questa situazione di Ibrahimovic a me ha un po' colpito, perché Ibrahimovic ieri pomeriggio era positivo e ieri le classi italiane vengono messe in quarantena. Io ho lettere di mamme disperate con i bambini a casa e invece ieri sera il Milan era in campo e giocava. Ci sono regole diverse per il Covid che riguardano il calcio? Ma io rimango assolutamente stupefatto che una persona positiva sia stata data la possibilità di giocare, perché il No, no, calcio no, lui non ha è giocato, il come... resto della squadra però ha giocato, non è stata messa in quarantena. Ah, il resto della squadra è stata messa in quarantena. Bisogna vedere se gli hanno fatto il tampone e se erano negativi. Questo è... non so se esistono dei protocolli per cui in genere i giocatori Eh. prima di giocare fanno il test e se sono negativi giocano. Dopodiché, dopo che hanno giocato, lo rifanno di nuovo. Quindi probabilmente hanno Però lei si rende conto che interpretato. anche su questa cosa un italiano normale si dice ma scusa il giocatore perché sono ricchi e girano soldi, fanno i test, i tamponi e invece in classe di mio figlio se un bambino è positivo non possiamo fare i tamponi ai bambini, cioè uno se lo Ma chiede. guardi, questa è una cosa sulla quale io mi sono battuto in diverse occasioni. Io penso che l'unico modo per levare le persone dalla quarantena è fargli il tampone. Dopo 2 giorni, se sono infetti, già si vede la presenza del virus, solo che ci vuole più capacità di fare tamponi, questo non c'è dubbio. E purtroppo le dico che i test rapidi in questo caso non possono essere utilizzati perché hanno una sensibilità molto più bassa e se si vuole levare uno dalla quarantena bisogna essere sicuri che non sia infetto. Quindi i salivari secondo lei non sono In tamponi questo caso non vanno bene, attendibili? guardi. No. No, guardi, i test rapidi trovano applicazione quando si vuole, per esempio, monitorare una situazione. Guardi, faccio un esempio. Abbiamo una scuola di 2000 bambini Mm. e si fa il test rapido a tutti quanti per verificare se il virus circola in quella comunità. Se il virus circola in quella comunità, si passa poi con i test più affidabili per rastrellare tutti i Quindi è un positivi. primo screening quello. Un primo screening, ma non è lo screening per isolare i focolai, purtroppo, perché è come gettare una rete a maglie larghe, scappano diversi pesci, insomma, chiamiamoli così, quelli Molto che sono interessante. infetti.